Amici di Bella Sicilia, benvenuti. Ci troviamo qui ad Assoro, esattamente nella Basilica di San Leone. E varchiamo la porta d'ingresso, guardate amici di Bella Sicilia, un grande viaggio. Entriamo in questa maestosa chiesa dove c'è tanta storia. Storia che approfondiremo in questo nuovo video, seguiteci fino alla fine. È una chiesa che fonda le sue radici nel 1186, nel periodo normanno. Vedendo entrando qui, ciò che si rimane colpito è la sua struttura architettonica così bella armoniosa, che assume le sue caratteristiche in modo particolare dopo il terremoto di Val di Noto del 1693, con questi suoi stucchi di cui è adornata. Un meraviglioso tettolinio che si conserva abbastanza bene, che è del fine del 400, siamo tra il 1400 e il 500. Che qui vi facciamo ammirare in tutto il suo splendore. E tra poco scopriremo anche l'altare maggiore, dove in questo momento è coperto il crocifisso che proprio il venerdì santo porteremo per le vie del nostro paese. Dietro il crocifisso c'è una cona meravigliosa attribuita alla scuola gagginiana. E questa chiesa che ha una pianta a croce latina che custodisce preziose opere d'arte, tra cui lo statuario. La patrona è Santa Petronilla, il compadrone è San Nicola da Tolentino, la chiesa è dedicata a San Leone. Tra le feste che vengono celebrate qui ad Assoro abbiamo la festa di San Giuseppe, a cui ci stiamo già preparando in questi giorni, il Sacro Cuore di Gesù, la festa dell'Addolorata, la festa di Maria Santissima degli Angeli, che è conservata nella chiesa omonima. La settimana santa costituisce per la comunità assorina un momento, un fulcro della vita, della devozione e della tradizione di questa comunità. A partire già del sabato santo fino a domenica di Pasqua tutta la comunità è coinvolta. Sabato santo con la devozione a Maria Addolorata, la Madonna viene portata all'altare principale ai piedi del crocifisso. Poi Domenica delle Palme, con la benedizione delle palme che viene fatta presso la Chiesa dello Spirito Santo, in processione si arriva fino a qui, dove poi celebreremo l'Eucarestia. Lunedì Santo quest'anno, ogni anno si è fatto una Via Crucis serale, quest'anno vogliamo vivere la Passione di Cristo, il nostro Signore vivente. Ecco, vi invito, se volete partecipare a questo momento, qui ci stiamo preparando con un gruppo abbastanza folto di 50 personaggi che ci rappresenteranno la Passione vivente. Martedì è dedicato agli angioletti. Il pomeriggio presso la Chiesa dello Spirito Santo vengono radunati i bambini che porteranno con loro degli attrezzi che rappresentano la Passione di Gesù. Mercoledì mattina una celebrazione con tutte le confraternite. Al termine della celebrazione sfileremo fino ad arrivare al Calvario, dove faremo la benedizione dei campi per rientrare poi nuovamente in Basilica. Giovedì inizia il triduo della settimana santa, in modo particolare la sera ci sarà la cena Domini, la celebrazione eucaristica con la lavanda dei piedi. Venerdì è il cuore della settimana santa per questa comunità. Nel pomeriggio si raduna tutta la comunità di Assoro per vivere il momento della passione di nostro Signore e l'adorazione, l'omaggio che si fa al crocifisso. Al termine della celebrazione tutto il popolo di Assoro viene qui in Basilica in processione per rendere omaggio e per prendere pace davanti al Signore. Poi il sabato è il silenzio, nella chiesa non si celebra l'Eucarestia, attendiamo la notte per celebrare la Pasqua, la risurrezione di nostro Signore, per culminare poi domenica di Pasqua con la solennità, con la festa di Pasqua che ci vede nella gioia del risorto. Adesso in via eccezionale, perché ci troviamo nel periodo quaresimale, ogni venerdì di Quaresima, chiamata anche venerdì di marzo, qui al termine della celebrazione eucaristica facciamo un momento di adorazione eucaristica al Signore e poi sveliamo il crocifisso, accompagnato dal canto del Miserere in latino. Questo è il crocifisso che sarà portato in processione per il venerdì Questo santo. è il famoso crocifisso che viene portato il venerdì santo dei 60 nudi,
È un crocifisso che appartiene al corpus gagginiano, o quantomeno alla scuola gagginiana, e come potete vedere è eretto, non è il classico Cristo morto messo all'interno dell'urna. La sua particolarità, la sua bellezza unica, ma l'espressione di questo Gesù che è morto già in croce, ma che ha uno sguardo sereno. Uno sguardo che ci richiama l'amore che Gesù ha avuto verso questa umanità, che ha donato se stesso per ciascuno di noi. Il legame fortissimo di devozione e tradizione che accompagna questo crocifisso al popolo assorino e anche a chi oggi ha lasciato Assoro e si trova fuori. Pensate, per questo momento della Settimana Santa rientrano coloro i quali magari si erano trasferiti negli anni passati fuori, per cui c'è un legame, un'appartenenza, un qualcosa che richiama a ritornare alla terra di origine. Questa è una cosa molto bella. E dietro al crocifisso possiamo ammirare l'icona sempre attribuita ad Antonello Gaggini, dove al centro ci sta Maria con Gesù che è porto in Menegano. Alcuni santi, tra cui abbiamo San Pietro e San Paolo, San Leone e San Benedetto, con alcune scene bibliche fino ad arrivare alla risurrezione. Qui sono conservate le spoglie di uno della famiglia dei Valguarnera, ma importante, non che gli altri siano meno, di Giacomo Valguarnera, vescovo di Malta nominato, che lega il palazzo dei Valguarnera con la basilica. Venendo verso qui, sicuramente avete notato che c'è un arco che lega. Fino a qualche tempo fa la casa Valguarnera accedeva presso la basilica dall'interno del palazzo verso l'interno della basilica, oltrepassando quell'archetto che avete oltrepassato per arrivare fino a qui. A lui, alla famiglia, dobbiamo certamente Valguarnera questa chiesa, questa sua importanza anche storica, questi stucchi che la decorano, il periodo storico che ha attraversato, pensate un po', dal 1400 al 1700 il paese è regnato proprio da questa famiglia, che lascerà la sua impronta abbastanza incisiva in questa comunità. Tutto quello che abbiamo è frutto in qualche modo di devozione, di passaggio, di doni, ma anche di un legame che c'era tra la comunità e questa famiglia. Abbiamo detto che la basilica è intitolata a San Leone, ma la patrona è Santa Petronilla. Si festeggia il 31 maggio, da un po' di tempo, la seconda domenica di luglio. Petronilla è una famiglia, la famiglia Valguarnera la portò a metà del XV secolo e da lì in poi la devozione verso lei. E continua il nostro viaggio nella Basilica di San Leone di Assoro. Ci troviamo nella Sala degli Argenti all'interno della Basilica di San Leone. Adesso vi voglio mostrare un pezzo straordinario, unico, che è la croce di Vincenzo Archifer, una croce processionale bifacciale. Da questa parte abbiamo il Cristo morto, dall'altra parte il Cristo risorto. La particolarità è innanzitutto l'opera in sé e l'autore che l'ha realizzata. Da questa parte vediamo il Cristo morto che i colori che ne risaltano sono cupi, dall'altra parte vedremo adesso come c'è un Cristo risorto e ci sono delle raffigurazioni che con un'esplosione, con delle scene bibliche dove Cristo ha vinto la morte e ha sconfitto il male, e lì troviamo anche la firma dell'opera che è di Vincenzo Archifer, del maestro Vincenzo Archifer, gli evangelisti da questa parte, mentre dall'altra parte avevamo Giovanni e la Maddalena. Chiunque volesse ammirare questi tesori, dove ci troviamo in questo momento? In questo momento ci troviamo nella Basilica di San Leone. Abbiamo allestito questa sala museale, questa sala degli argenti. Potete visitare non solo questo, ma tutte le sue opere che contiene
la basilica. Non dimentichiamo che la basilica è ricca di storia, di statuario, di quadri, ma la sua bellezza si racconta da se stessa. Altri pezzi che adornano la Sala degli Argenti. Invitiamo tutti ad Assoro a scoprire di persona questi veri e propri tesori. Venite, vi aspettiamo, prendete appuntamento e potete visitare questa sala. Grazie.